Allora eccoci qua, nuovo video per spiegare come conquistare un uomo che ami anche se lui ti respinge. Vediamo in che modo è possibile. Allora, i tre motivi che lo spingono ad allontanarsi da te è il segreto per farlo innamorare finalmente di te. Seguitemi. Allora, se mi concedi 5 minuti del tuo tempo, ti spiegherò perché lui si è allontanato da te senza darti una spiegazione logica. Ma soprattutto ti svelerò un segreto per farlo innamorare di te, anche se adesso ti sta respingendo. Si tratta di tecniche che hanno già funzionato con oltre 300 donne in questa, diciamo, in questo mio forum che io spiego ogni tanto un qualcosa che riguarda appunto i sentimenti e l'amore. Quindi ascolta attentamente di quello che io sto per dirti. Ti ritrovi per caso in queste situazioni? Nella mia esperienza maturato con oltre 300 donne solo negli ultimi 3 anni, ho notato che queste sono le problematiche principali che incontri quando vuoi creare una relazione con lui. Lui si è dimostrato un egoista o uno stronzo? Nonostante il vostro sia un amore incredibile, lui non si vuole impegnare con te? Tu in qualche modo ti sei annullata per lui e ora lui si è allontanato o ti chiama solo quando gli fa comodo? C'è un'altra tra di voi e lui non si decide? In qualche modo finora hai attratto solo stronzi nella tua vita? Ti sembra che non esista l'uomo giusto per te? Tutto questo fa parte di energie negative che coinvolgono la vostra unione, che coinvolge la coppia, che coinvolge te e la persona che hai a che fare. Queste sono energie negative che si possono annullare, si possono, diciamo, disintegrare. Logicamente regati da qualche buon operatore, compreso me, perché puoi chiamare anche me tranquillamente e avrai ogni spiegazione. Ma andiamo avanti. Ti sei rivista in una più di queste situazioni che ho elencato? Allora, se hai risposto sì, non ti preoccupare, stai come scoprire perché questo ti è successo, ma soprattutto stai per scoprire cosa fare concretamente per riuscire a creare una relazione felice e duratura con lui. Attenzione, ascoltami bene. 3 errori critici che il 99% delle donne compie senza saperlo e che portano lui ad allontanarsi senza dire niente, e come evitarli. Allora, primo errore: correre dietro a un ideale. Quando ti innamori è facile vedere in lui qualcosa di magico, qualcosa di unico. Ti ricordi l'ultima volta in cui sei stata veramente innamorata di lui? Cosa ti aveva colpita di lui? La sua sicurezza, la sua dolcezza, la disponibilità? Sono sicuro che c'è stata una caratteristica in particolare sua che ti ha colpito. Molto spesso l'errore che si commette è proprio quello di enfatizzare una sua caratteristica. L'errore sta nell'idealizzare il tuo potenziale partner. Questo ti porta a dargli più importanza di quella che ha veramente, di dargli più volte in quello che effettivamente merita. Ma come mai succede tutto questo? Solitamente in lui proietti una o più caratteristiche di te che ti piacerebbe avere. Facciamo un esempio.
Diciamo che sei una ragazza timida, trovi una persona sicura di sé a cui piace fare amicizie. Ecco che la cosa che più ti colpisce è la sua capacità di relazionarsi e di stare con gli altri, caratteristiche che lui ha e che tu vorresti avere. Se ti è successo almeno una volta, tenta a non cadere nell'errore numero 2 che ti spiegherò tra breve. Allora, cosa fare allora? Facciamo un esempio, un esercizio pratico. Se vuoi evitare di correre dietro a un ideale, chiediti onestamente cosa cerco in un uomo. Scrivi anche le sue caratteristiche, quindi delle caratteristiche tipo dolcezza, simpatia, intelligenza, insomma, metti le tue idee. Ma questo non è tutto. Una volta che hai le sue caratteristiche ben in mente, mettile in ordine dalle più importanti alle meno importanti. Quando conoscerai un uomo, tieni bene in mente quello che hai scritto. Adesso, come dicevo, avere questa cosa ben in mente permetterà di evitare questo altro grande errore numero 2. Quali compromessi stai facendo senza volerlo? Allora, quello che ho visto succedere troppe volte durante il lavoro privato con i miei clienti, è successo questo, cioè le troppe volte che ho seguito vari ritualistiche del tipo ritorni d'amore, legamenti d'amore, quindi io ho capito tante di quelle cose in questi soggetti. Mettiamo che ti piaccia molto un uomo, lui ti ha corteggiata e dopo un po' che vi frequentate lui sparisce o si fa vivo in modo saltuario. Ogni tanto ti chiama per vedersi, per andare a letto, per averti come amica e via via via. Ha bisogno di te, ma al tempo stesso tiene le distanze. Non risponde ai tuoi messaggi e a te sembra che non corrisponda il tuo amore o non lo fa nel modo in cui tu vorresti. L'errore che succede nel 99% dei casi è che inizia ad annullarti per lui, lo fai per piacergli, ma questo ai tuoi occhi non fa che renderti di renderti scottata, di renderti inutile. Sa di averti quando vuole e perciò si comporta proprio come se tu contassi poco, perché c'ha sicurezza su di te, il dominio su di te e gliel'hai permesso tu. Questo succede non solo perché lui è stronzo, tra virgolette, ma perché tu in qualche modo, senza volerlo, glielo hai permesso. Hai messo lui e tutte, tra virgolette, le sue esigenze davanti a te, su un piatto d'argento. In questo modo hai perso di valore ai suoi occhi. È chiaro? Se ti è successo almeno una volta nella vita o se questo è un errore che hai compiuto, non ti preoccupare, non sei sbagliata, devi solo imparare a ricoprire il tuo valore, a riuscire a mettere davanti a lui le tue esigenze in modo equilibrato e per il bene della coppia. Non ti parlo
di diventare tu la stronza, ma semplicemente di condividere con lui come ti senti, cosa ti fa piacere e cosa non ti fa piacere. Non devi recitare, non serve a niente. Una coppia è fatta di equilibri, ma attenta a non scivolare sull'errore numero 3, che vanno continuamente riferenti e non vanno sicuramente a braccetto. L'importante è comunicargli i tuoi. Errore numero 3, non capire a fondo le sue esigenze. Dopo aver letto il punto 2 potresti chiederti, ma come, dopo aver sentito il numero 2, potresti chiederti, ma come Roberta prima parli di mettere me stessa nei prima, per prima, di non annullarmi e poi mi dici di capire in fondo le sue esigenze. Sì, ti puoi sembrare strano, ma è così. Quello che succede molto spesso è che quando entri in un rapporto di coppia porti attenzione solo a quello che tu provi. Quello che tu senti è l'unica cosa importante. Se si è felici tu, allora tutto va bene, per te tutto va bene e questo è corretto. Ma se vuoi avere rapporto di coppia devi metterti anche nei suoi panni. È chiaro? Non devi essere egoista. Questo è tutto il discorso. Allora, hai commesso anche tu dei 3 errori che ti ho appena elencati, giusto? Allora, se hai risposto sì, non ti preoccupare, non sei sbagliata, c'è solo una mancanza che nessuno mai ti ha spiegato. Ma facciamo un passo indietro. Se ti dovessi chiedere come mai è finita la tua ultima relazione, probabilmente la tua risposta sarebbe qualcosa del tipo perché lui è uno stronzo, un narcisista, oppure perché lui non voleva impegnarsi con me. Qualsiasi sia la tua risposta, probabilmente è un qualcosa di legato a lui o ad un errore che lui ha commesso. Poi però ti vorrei chiedere come mai hai scelto lui all'inizio? E qui mi aspetto una risposta con qualcosa che ti sia piaciuto di lui. Allora, come mai? Poi lui è cambiato? Questa è la domanda. Allora, perché continui a tirare solo stronzi nella tua vita? Quello che succede al 99% dei casi quando lui ti respinge o se ne va senza darti una spiegazione è che tu hai commesso questo errore. Ok? L'errore che diciamo che hai commesso è uno degli errori che io ti ho elencato. Tutto qua. Se proprio non riesci a riconquistarlo, allora io ti dico che il sottoscritto è in possesso di antichi rituali per legare una persona, per farla impazzire per te o per farla tornare a te. Quindi se hai bisogno di me per questi tipi di ritualistica puoi contattarmi ai numeri sopraimpresso e in 35 massimo 40 giorni diventerà un agnellino per te. Un abbraccio, se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale, che le stelle siano sempre con te. Ciao, alla prossimo video.